Cassa integrazioni all'assessore Donazzano. Allora, buongiorno a tutti. E dopo ci sarà una persona di quelle che era qui oggi sì, che abbiamo incontrato fuori. Ti farà una domanda, l'abbiamo ammesso. Sì, sì. Allora, intanto un aggiornamento, perché oggi in Consiglio dei Ministri ci sarà una importante novità per quanto riguarda la gestione degli ammortizzatori sociali. Come vi ha informato il Presidente qualche minuto fa, alcuni Presidenti, in particolare il Presidente della Regione del Veneto, quindi il Presidente Zaia, ha sollevato il tema di uno scaricabarile nei confronti della gestione degli ammortizzatori sociali fatto sulle regioni. Tutti i Presidenti delle regioni erano già intervenuti addirittura con un ordine del giorno in conferenza dei Presidenti per stigmatizzare questo tipo di atteggiamento. Allora, sappiate che il Veneto è la prima regione, dati INPS, per la gestione degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione in deroga, con 114.000 lavoratori interessati e 33.700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, quindi una percentuale molto bassa, eppure siamo la prima regione in Italia. Perché? Perché, come mi avete sentito dire più e più volte, è lo strumento sbagliato per gestire una crisi che non è una crisi di mercato, ma è una crisi da pandemia. Quindi, con decretazione che ha chiuso tutte le attività, era del tutto evidente che non sarebbe stato questo lo strumento, non era questo lo strumento utile. I Presidenti questo lo hanno detto e hanno proposto, perché questa è la proattività e la collaborazione delle regioni, hanno proposto al governo una soluzione alternativa, ovvero che si semplifichino le procedure, che aziende e lavoratori abbiano un unico interlocutore nell'INPS. In effetti le regioni non hanno competenza di norme, non hanno competenza di bilancio, la cassa integrazione è competenza dello Stato e si fa riferimento alla fiscalità generale, quindi vengono pagate con voce di capitolo della bilancia dello Stato. Vi dico solo velocemente come è stata la procedura fino ad oggi, perché è questo che da subito, almeno io avevo ritenuto fosse sbagliato, avendo anche l'esperienza della cassa integrazione degli anni 2009, 10, 11. L'azienda deve fare domanda sul portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche, poi trasferisce tutto con dati cumulativi all'INPS, che ha banche dati che non sono in disponibilità della regione. Lì si deve vedere se l'azienda ha titolo o meno di accedere a quell'ammortizzatore che si chiama cassa integrazione in deroga. L'INPS si interfaccia a sua volta con l'impresa deve dare dati personali del lavoratore, singolo lavoratore, compreso l'IBAN del suo conto corrente, e a quel punto lì l'INPS paga direttamente o la banca deve anticipare. Tutta questa cosa ha tempi tecnici che di fatto durano circa 2 mesi. Le procedure le ha scelte la Regione del Veneto? No, nemmeno le regioni italiane, non c'è stato un momento di confronto. Siamo competenti in materia? No. Siamo competenti nel pagamento? No. Per tutte queste questioni, condizioni oggettive, abbiamo detto evitate la lungaggine. E quindi i Presidenti hanno proposto al governo una soluzione che sia quella di interfacciarsi direttamente con l'INPS, che ha competenza di norma e competenza di cassa. Nel decreto legge in discussione in questi minuti, quindi voi avete questa anticipazione, la soluzione dovrebbe essere esattamente questa. Domande? Sì, volevo capire bene io, perché io sapevo che la cassa integrazione, ma sicuramente sbaglio, Onet del Corriere del Veneto li metteva la regione? No. Nella scorsa stagione, Marco, venne utilizzato un sistema misto con fondi europei insieme ai fondi nazionali e i lavoratori sospesi dovevano così obbligatoriamente fare un certo numero di ore di formazione per poter avere anche la parte di indennità. Ma la regione fa solo, per competenza dello Stato, politiche attive non passive. Quindi è solo fiscalità generale, bilancio dello Stato. Non a caso i fondi che sono stati assegnati alla Regione del Veneto, circa 300 milioni, sono legati alla disponibilità
di un riparto da decreto nazionale, cioè il decreto nazionale ha posto circa 1.300.000.000 e con questo sono stati fatti riparti per singole regioni per numero di addetti potenzialmente attivabili. E abbiamo Prego. rispetto a questo budget di 300 milioni, Sì. il Veneto andrà ad esaurimento di tutti, cioè ci sono soldi per tutti, ce ne sono in più, ce ne sono in meno, qual è la situazione? Rispetto alle domande che noi abbiamo ad oggi coprono, diciamo, al limite. Quindi ci sono i soldi per tutti? Sì. Grazie. Prego. Panzani. Assessore, volevo chiederle se solo il 30% ha avuto i soldi e quindi abbiamo una percentuale molto alta di gente che sta aspettando. Se dovessero cambiare, come lei ha annunciato, le procedure, chi ha fatto domande deve farla o no? Stiamo lavorando tecnicamente perché questo non sia, quindi siccome tutte le domande che noi abbiamo lavorato sono già in INPS e INPS regionale ha fatto tutto il lavoro. Pensate che processavano, noi al giorno siamo arrivati a processare circa 2.500-3.000 domande con qualche picco. INPS lavorava la notte e anche il sabato, cioè non possiamo che plaudere all'atteggiamento di grande disponibilità, di grande lavoro fatto da INPS regionale. Purtroppo però sono le procedure sbagliate, perché se qualcuno di voi mi aveva fatto qualche domanda, dico cosa avremmo fatto noi al governo? Beh, io avrei fatto un ammortizzatore unico con scritto unica causale Covid-19, Agenzia delle Entrate direttamente sulle imprese che pagavano i propri lavoratori, perché sono in costanza di rapporto di lavoro, non sono licenziati. I lavoratori che hanno perso il lavoro di cui ha trattato prima il Presidente, quelli non ci sono più, non stanno percependo l'ammortizzatore, cassa integrazione o FIS come dovrebbero percepire i signori laggiù o cassa integrazione ordinaria. Pensate che per una pandemia che ha chiuso le attività per decreto ci sono oggi 6 ammortizzatori sociali diversi. Questa cosa non ha senso alcuno. Ecco l'errore ed ecco le lungaggini. I signori lì non stanno percependo il FIS è il fondo di integrazione salariale, viene pagato o direttamente con anticipazione dell'azienda o direttamente da INPS, nessuno in Veneto ha percepito il FIS. Però scusa, allora in questo senso, cioè, se ho capito bene, cioè, il FIS è esattamente quello che voi vorreste, cioè INPS che paga direttamente, se il FIS non funziona non rischiamo di non far funzionare più neanche la cassa. Non sta funzionando neanche il FIS in questo momento, Marco. Cioè non funziona niente? No. Giusto perché. Un attimo con ordine, che c'era prenotato un attimo la collega Andrioli, poi Emiliano, poi Mattioli. Se cambiano le procedure, cioè se mi rifà un po' il quadretto in maniera molto semplice, Prego. come era prima, come adesso, come potrebbe essere dal Le procedure che hanno imposto fino ad ora sono: azienda fa domanda al portale della regione che abbiamo dovuto attivare ad hoc. La regione fa le verifiche, quanti lavoratori, da che periodo a che periodo, perché si tratta di ore lavorate, non sono mensilità solo. Perché i decreti, peraltro noi abbiamo 2 decreti, uno è il decreto delle prime regioni, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e poi il secondo decreto valido per tutta Italia. Quindi noi abbiamo anche un differenziale di settimane perché hanno valutato così. Quindi l'azienda fa domanda al portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche, la regione fa i decreti di autorizzazione, di una prima autorizzazione, poi trasferisce a INPS che ha la banca dati per capire se quel lavoratore se quell'azienda accede alla cassa integrazione in deroga perché non ha altro ammortizzatore sociale, quindi verifica che non sia in CIGO, ordinaria, magari era in straordinaria, è stata sospesa, è tornata nell'ordinaria secondo decreto, FSBA, fondi per la bilateralità e l'artigianato, fondo di integrazione salariale, FIS, non sia un lavoratore autonomo singolo, quindi e NASPI, più cassa in deroga, 6. Quindi la deroga interviene quando tutti gli altri ammortizzatori sono stati esclusi. Questo può solo saperlo l'INPS, non può saperlo la regione perché la banca dati è INPS. Quando INPS ha verificato questo, contatta l'azienda e l'azienda deve dare per il singolo lavoratore autorizzato l'IBAN e il periodo e il cedolino, perché si tratta anche di stipendi diversi e quindi un peso diverso dell'ammortizzatore. A quel punto lì INPS o paga direttamente o con l'SR41, che è quel modello per cui si certifica l'autorizzazione, l'IBAN e il costo, cioè il costo dell'ammortizzatore, la banca può anticipare. Ecco la lungaggine e la farraginosità. Peraltro si paga il mese precedente
alla richiesta e alla domanda, e le aziende hanno di solito i 10 giorni, 15 giorni del mese successivo per dire che hanno fatto richiesta per il mese precedente. Tutto questo caos e procedure piuttosto articolate, perché prevedono diversi passaggi e secondo noi doppioni di verifiche, evidentemente portano ad avere, quando va bene, 2 mesi dopo il pagamento del sussidio. Poi, cosa abbiamo proposto noi, cosa i presidenti hanno proposto al governo? Nessuna domanda alla regione, direttamente a INPS che deve pagare. Le banche dati sono INPS e la cassa è del governo. La risposta ce l'avrete? Stamattina. Ce l'avrete o ce l'avete già avuta? No, stamattina sono in discussione, quindi io attendo al decreto legge, non so se sia già finito. Questa è la proposta fatta dalle regioni al governo. E quando avrete voi la risposta? Quando c'è il decreto legge. Sì, quindi penso in giornata. Emiliano? Assessore, buongiorno. Sulla carta sembrava tutto facile, però so di moltissimi lavoratori che si sono recati proprio con quella famosa certificazione in banca e si sono sentiti dire che la banca non fa credito e che non si fidava paradossalmente addirittura dello Stato. Sì, noi abbiamo anche sollecitato come Regione del Veneto il sistema delle banche con cui avevamo chiuso un accordo, una convenzione ancora nel 2016, quindi la nostra è una convenzione datata prima della convenzione dello Stato, quando dovevamo gestire code di ammortizzatori. E le banche in effetti in molti casi hanno risposto negativamente. Devo dire anche che dopo il nostro sollecito abbiamo avuto risposte, abbiamo anche evidenza di questo, cioè che quando si va ora con il documento si sta anticipando. Grazie. Prego. Marchiori? Sì, buongiorno Assessore. No, 2 domande ho già risposto attraverso gli altri colleghi. Però ovviamente se riusciamo un attimo a cambiare argomento alla cassa integrazione e passare alla tematica che riguarda le scuole, perché ci sono tantissime famiglie che non sanno che cosa si devono aspettare, si devono organizzare, i costi qualora le scuole, insomma sappiamo che non è una partita gestita dalla regione, però sappiamo anche che lei per certi versi e sotto molti aspetti è molto arrabbiata. Sì, soprattutto nei confronti di una mancanza di ascolto e di rapporti con il Ministero dell'Istruzione. Mentre con il Ministro del Lavoro il dialogo è sempre stato continuo e anche fatto di scambi di opinioni e di considerazioni anche puntuali, pur con le critiche, però il Ministro Catalfo ha incontrato le regioni italiane diverse volte. Il Ministro Azzolina, il Ministro dell'Istruzione, ha incontrato una sola volta le regioni, peraltro interrompendo in modo rocambolesco la riunione. Noi abbiamo posto ovviamente tutta una serie di domande, ma riguarda la Regione del Veneto come riguardano tutte le regioni italiane, con la richiesta di conoscere che cosa dovesse accadere ora, cioè anche per quanto riguarda gli esami. Voi sapete che ci sono molte critiche anche per quanto riguarda gli esami per la terza media, per il quinto anno delle superiori, i recuperi, perché i ragazzi con il grandissimo lavoro fatto dagli insegnanti, tutti con difficoltà delle scuole primarie, per esempio di tenere i bambini in una modalità di attenzione con l'aiuto delle famiglie, ma oggi le famiglie devono tornare a lavorare e questo sta rappresentando un problema. Con la collega Lanzarin abbiamo anche il tavolo proprio per la sicurezza nella prescrizione ovviamente a partire dallo 06, ma che può nel momento in cui diventa un principio essere evidente anche per tutti. E poi non c'è certezza di settembre, ottobre, novembre, cioè non ci sono scenari. Abbiamo chiesto al Ministro scenari diversi, un scenario più impegnativo sotto l'aspetto epidemiologico e via via nella parte diciamo di alleggerimento delle misure di restrizione, ma che tipo di scenari abbiamo? Perché la scuola è dello Stato e quindi noi non possiamo intervenire lì, possiamo proporre. La cosa drammatica è che il Ministro Azzolina non ha proprio neanche incontrato le regioni dopo la prima volta con la chiusura della riunione. Ancora Tosato o Manzana? Sì, Assessore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Ecco, una cosa sulla cassa integrazione e una invece sulla scuola, sì, sulla tua competenza. Ecco,
prendiamo atto di quello che hai detto, questo sistema farraginoso, ma insomma il 70% di persone che aspettano ancora la segnalazione, e secondo me questo è un dato gravissimo dal punto di vista sociale, persone senza stipendio da mesi che non riescono ragionevolmente, quando potranno contare su questo assegno? Guardate, avendo tutte le pratiche già avuto il loro iter e quindi essendo tutte incardinate in INPS, si calcola che il lavoratore sospeso a marzo avrà il proprio dovuto entro maggio. Ecco, questa è la discrasia temporale, 2 mesi. È evidente che sia troppo ed è evidente che questa cosa non abbia funzionato e non stia funzionando, quindi questo è il tempo tecnico, anche con l'anticipazione della banca. La domanda sulla scuola invece, proprio l'altro giorno l'Associazione Nazionale dei Presidi, che non è proprio insomma un covo di bolscevichi, ha fatto una nota durissima contro il ministro Azzolina, il ministro dell'istruzione, dicendo che praticamente dicendo che non garantisce alcuna certezza, alcuna programmazione, e che ci sono non soltanto molte incognite per la conclusione dell'anno scolastico, ma non c'è ancora un'idea, un progetto, qualcosa di praticabile per il prossimo anno scolastico, per la ripresa degli studi. Allora, è pensabile che su questo le regioni possano fare, come dire, almeno una forma di moda suecia sul ministro, perché la scuola sembra diventata un po' un buco nero. No, nel senso che gli insegnanti e le famiglie si sono dannate l'anima per mesi recuperando un dato digitale in poche settimane, no? Scuole, istituti, docenti che non avevano mai fatto insegnamento a distanza hanno dovuto e sono riusciti a fronteggiare in qualche modo l'emergenza, però non si vede un percorso. Ma lasciatemi ribadire il grandissimo sforzo dei docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché come hai detto tu Filippo, era vietata la didattica a distanza, se pensate, no? La presenza e i giorni di scuola per la validità dovevano essere proprio in presenza. Quindi questo è stato un cambio radicale di tutto, con insegnanti che si sono inventati modalità, inventati come affrontare le diverse discipline che sono diverse anche i rapporti per classi d'età, perché un conto è avere a che fare con ragazzi delle scuole superiori, altra cosa è avere a che fare con adolescenti delle scuole secondarie di primo grado e ancora più difficile con i bambini delle scuole elementari. E comprendo, perché ho seguito anch'io anche le posizioni anche molto dure di tutto il sindacato oltre che dell'Associazione Nazionale Presidi, perché è il malessere che abbiamo tutti, non avere un'idea di come si riprenderà e nemmeno come si finirà, perché ricordiamoci che siamo all'inizio di maggio e dire all'inizio di aprile, perché le uscite del ministro che io ho criticato fortemente sono state all'inizio di aprile si disse lei hanno finito, ci vediamo a settembre, dando un messaggio altamente diseducativo per i ragazzi e di disimpegno per i docenti. Non c'è uno scenario e le regioni possono fare, quella è chiamata moral suasion, no, noi possiamo fare anche molto di più, perché stiamo incalzando il ministro, è stato richiesto un incontro urgente 2 settimane fa, capite che anche il senso dell'urgenza è molto relativo per quanto riguarda i diversi ministri. Il ministro Azzolina è certamente latitante rispetto alle risposte che deve dare, ma non solo alle regioni, che tutto sommato hanno competenze purtroppo per noi vorremmo molta più autonomia, come sapete, su questo punto. Però è latitante in generale e soprattutto è latitante con il mondo della scuola stesso. Se sono inviperiti presidi e sindacati vuol dire che il problema non ce l'ha solo con le amministrazioni. Banzan, Macchiori, poi chiudiamo che dobbiamo correre in riunione. Assessore, forse mi è sfuggita, ma negli anni passati, alla volta di aprile, lei portava in giunta la delibera sul calendario scolastico. Quest'anno come siamo messi? Attenta Lanzan, come sempre. Sì, noi normalmente, però siamo in una situazione straordinaria
e la prerogativa del calendario scolastico resta delle regioni. Attenzione anche su questo, il ministro nell'unico incontro e nelle molte uscite di stampa lasciava intendere che avrebbe deciso lei o il governo. Le regioni su questo sono state chiarissime, quindi decideremo noi. Quindi lei la delibera deve ancora portare? Sì, certo. Ultima domanda e poi chiudiamo. Sì, Assessore, mi scusi, una questione tecnica. Allora, in questi mesi ci sono state tutte queste lezioni a distanza, didattica, eccetera. C'è un problema concreto a cui il nostro paese tecnologicamente non era preparato. Ci sono moltissime famiglie che non sono attrezzate di PC che riescono a sostenere queste lezioni, o di tablet o quant'altro. Alcune scuole hanno messo a disposizione magari delle famiglie più in difficoltà, eccetera, però qualora si dovesse replicare per altri mesi, si sta eventualmente pensando di dare una mano, perché già la situazione lavorativa è quella che è, anche pensare di dover comprare attrezzature eccetera, e soprattutto ci sono poi alcune zone in cui effettivamente non c'è campo. In primis, ad esempio, mi viene da pensare qui dove siamo noi adesso ci sono e così come tantissime altre, quindi ulteriori difficoltà. Volevo capire se in questo senso ci state pensando o se vi attrezzerete in qualche modo. Ci stiamo pensando, ci abbiamo anche già pensato per certi aspetti. Quasi 3 giunte fa ho portato una delibera proprio per, in questo caso indirizzata alle nostre scuole, che sono quelle della formazione professionale, 1.200.000 euro proprio per l'acquisizione di materiale, di device e di aiuto alle scuole e alle famiglie, perché poi noi vorremmo che questi tablet o computer possano restare nella disponibilità della scuola, perché questo è un investimento che facciamo. L'Unione Europea ci ha permesso una riprogrammazione di parte di risorse non impegnate. Voi sapete però che il Veneto, l'ha detto anche il collega Marcato in più occasioni per quanto riguarda i suoi fondi, così come il collega Caner, il Veneto è molto avanti con la programmazione. Noi abbiamo impegnato tutto, sul fondo sociale praticamente resta quasi niente, così come sui fondi strutturali. Però tutto quello che non abbiamo ancora impegnato noi lo riprogrammeremo, lo stiamo riprogrammando, e c'è anche questo aspetto. Stiamo attendendo anche il governo, perché aveva annunciato importanti aiuti per le famiglie e per le scuole. Si è tradotto in una decretazione, credo dentro il decreto scuola, di 85 milioni di euro, però non si è capito esattamente come siano stati programmati sulle scuole, chi siano i soggetti, e quindi stiamo attendendo quest'ultimo decreto, perché appunto pare ci sia un'ulteriore scelta in questo senso, e poi riprogrammeremo le nostre risorse di conseguenza. Grazie. Signori, grazie. Era l'ultima domanda delle persone Certo, che erano fuori, certo. chiudiamo. Innanzitutto ringrazio per la sua disponibilità, attenderemo la risposta per le lavoratrici della Serenissima. Io invece volevo porre una domanda a cui mi sta particolarmente a cuore, per i lavoratori fragili. I lavoratori fragili, con il decreto legge 18/2020 è scaduto il 30 di aprile, a parte che abbiamo fatto una fatica incredibile con i medici di base che non volevano assolutamente dare questo tipo di riconoscimento. Abbiamo dovuto superare la questione andando dal medico legale dell'UIS. Oggi però, che siamo ancora in emergenza, c'è un buco, un vuoto legislativo. Io le chiedo se cortesemente può intervenire su questo nei confronti del governo. Lo farò, sì, già le regioni lo hanno pensato. Grazie. A lei. Signori, arrivederci, grazie. Arrivederci. Buongiorno.